25 minuti di terrore proprio, guarda, perché quando uno davanti con un coltello e un cacciavite, insomma, non c'è niente da dire. È ancora scosso il signor Roberto Martello, 67 anni, vittima, la notte di sabato, di una violenta rapina nella propria abitazione a Cartura, nella campagna padovana. 20 minuti che sembravano un'eternità, come ci ha confermato il figlio. 20 minuti in cui 4 malviventi sono entrati in casa, 3 li hanno spinti in taverna dove la famiglia Martello ha una cassaforte e proprio lì si sono diretti. Probabilmente sapevano dove andare a colpire. Da come sono scesi, sembra persone come avessero conosciuto o che conoscevano a casa. Qua c'erano le chiavi, eccole qua, che sono che mia moglie le mette qua di solito Sì, come tutti, insomma, come che sia tutti. comoda. Mio figlio era in studio di qua, davanti al computer, aveva la porta chiusa. Sì, ecco, era qua insomma. E noi, ecco qua, questa è la taverna dove sono venuti e hanno mia moglie è seduta qua, io sto facendo un piede telefonino, giro la testa e vedo sta gente che viene giù. Ci hanno minacciati continuamente, io sono andato con un amato per difendermi, per scoprirgli la faccia, lui ha dato uno spintone a mia moglie, automaticamente arriva mio figlio che si trovava in studio perché ha sentito dei rumori e anche lui l'hanno buttato per terra. E mio figlio ha cercato anche lui di aggredire via, ma loro avevano un coltello, un cacciavite. Questo lavorava appoggiato qua e due davanti qua e sto divano qua ci hanno chiusi qua davanti, ha preso quella pentola di rame che era là, che le ho detto, che ci ha battezzati, chiamiamolo così, e basta. Cosa potevamo fare? Perché dico, se riuscivo ad andare qua, avevo un coltello, come me lo prendevo anch'io. Hanno staccato dal muro che avevamo dove viviamo, ecco, abbiamo così, e hanno staccato un pentolino e me l'ha dato sulla testa, me l'ha dato sulla spalla, mio figlio 2 botte sulla testa anche. Una quarta persona ha messo a soqquadro il piano superiore per cercare, con tutta probabilità, oro. Una furia, tanto che nel darsi alla fuga, rubando l'auto della famiglia, hanno strappato dal collo del signor Roberto anche una catenina d'oro. Mi ha dato strappato, aveva una catenina al collo, me l'ha strappata e più poi anche a mia moglie le ha preso la mano, le ha portato via anche l'anello che aveva al dito. L'auto poi è stata ritrovata nella campagna di Maserà. I carabinieri al momento non escludono nessuna pista, nemmeno quella di un basista che abbia ricevuto qualche soffiata sulla presenza in casa di una cassaforte. Solidarietà alla famiglia Martello è arrivata anche dal presidente della regione Luca Zaia, che auspica una veloce soluzione e che si arrivi a chiudere il cerchio velocemente sui colpevoli. La famiglia Martello, intanto, cerca di andare avanti nonostante la paura sia stata tanta. Signor Roberto, come sta adesso? Psicologicamente sono ancora un po' abbattuto perché non riesco a dormire via. Il dolore alla spalla, non riesco a alzare il braccio, questo lo muovo un po' perché ho ancora un dolore anche. E qua adesso ho cambiato cerotto anche stamattina, mi hanno detto di tenere, non bagnare. È dura. È dura, ecco, ha capito, psicologicamente non lo so.